Siamo in diretta su YouTube, quindi benvenuti a tutti in questa festa nazionale veneta di San Marco. Sto anno festeggiamo in modo un po' particolare, la festeggiamo su quella che chiamiamo una piazza virtuale, ovvero da casa nostra fondamentalmente, ognuno collegato in videoconferenza. Ci sono diverse persone che si sta collegando. Intanto accendiamo anche un po' l'audio da YouTube, se no dopo entra in conflitto con questo. E quindi direi che in questa bella giornata del sole sarissimo tutti più contenti di essere, penso, in piazza San Marco a Venezia. E se che abbiamo invece costruita, come dire, in modo virtuale qua. Ogni mattonella di piazza è praticamente un angolo delle nostre case che vediamo collegare qua tutti insieme. Ho visto dai primi persone collegate che c'è una presenza un po' da varie parti del Veneto, da Villafranca, da Verona, da Nanto, da Dovie, da Salzano. Quindi un po', sta cominciando a popolarsi un po' le persone un po' da tutte le parti. Adesso, quando che metteremo anche il link sui social, probabilmente vedremo anche altre persone che comincerà a connettersi. Come stai passando questa situazione? Chi è che vuol dare qualche magari anche saluto così tanto per iniziare e darmi anche un po' il cambio in questa staffetta dei festeggiamenti? Chi è che vuol cominciare? Vuoi che cominci io, dai? Vai Franco, vai. Allora, sempre dall'estremo sud-ovest del Veneto, io mi diletto durante il giorno a coltivare quei pochi metri quadrati di orto che ho nelle serre. E poi sono anche fortunato perché ho un discreto prato dove posso scorrere, girare con la mia mountain bike avanti e indietro delle mezz'ore. Quindi mi ritengo più che soddisfatto per come passano le ore. Ecco, spesso addirittura con mia moglie diciamo, beh, è già sera, quindi abbiamo trovato il modo, insomma, di non annoiarci, ecco. Questa è tra l'altro stagione anche non solo dei vari ortaggi che sicuramente che saranno nell'orto, ma anche le erbette, le famose erbette venete. Sì, esatto. Allora la valeriana, la valeriana, poi ho già delle erbe officinalis, pianticelle officinalis come la maggiorana e il timo, e poi ne faccio molto uso di un'altra erba particolare che serve per le vie respiratorie, che è la menta piperita. La menta piperita che è molto, molto profumata e quindi faccio molto uso anche di quella. E lo stesso mia moglie. Che Bene. mia moglie non è d'accordo con questa riunione che stiamo facendo, ma no. siamo in democrazia e quindi, e quindi lasciamo stare, lasciamo andare le cose così come stanno andando. Assolutamente. Oggi c'è il 25 aprile, comunque c'è anche la festa della liberazione, però per noi altri veneti chiaramente che c'è un richiamo, che c'è, come dire, molto forte, che c'è San Marco appunto, e se volevamo anche se un richiamo unificante proprio della nostra identità, della nostra cultura, della testimonianza di quello che come veneti che abbiamo saputo creare, nei varie fasi della nostra storia, perché ovviamente adesso viviamo un momento un po' così, molto particolare, proprio in questi giorni a causa di questa situazione che si sta creando con il coronavirus, però non dobbiamo mai dimenticarsi delle nostre radici, della nostra storia che è millenaria, e che tra l'altro non è solo, come dire, la storia famosa degli 11 secoli di gloria della Serenissima Repubblica Veneta, che è un po' la nostra età dell'oro, se vogliamo, ma è una storia ancora più antica, perché se dobbiamo parlare dei Veneti antichi, dei Paleoveneti,
e si può risalire a 3.500-4.000 anni fa come origine, e questo non dobbiamo mai dimenticarci. Vedo anche Andrea collegato, anche a lui con un bel Leone de San Marco alle spalle, complimenti. Ah, ce l'ho anch'io. Guarda a tutti. Vado a prenderlo. Bravo Franco, bravo. Andrea, dove sei tu? Casa? Sì, anche te. Sì, sono a casa, dai, ho acceso il fuoco, ho fatto una grigliata. Bravo. Bene. Ecco qua anche Franco con il Leone di San Marco. Questa è, posso intervenire? Con piacere. È la bandiera che ho utilizzato, mi pare che siano stati 4 anni fa, quando abbiamo fatto la riunione proprio in piazza San Marco, dove eravamo in parecchi. Allora. Sì. La conservo ancora. Bella, complimenti, complimenti. Penso che un po' tutti noi altri che abbiamo dei ricordi legati alle bandiere, no? Che sì. Che c'è qualcuno che usa anche la mascherina, vedo felice. In casa è inutile usare la mascherina, va? Sì, infatti, però è simpatico vedere che c'è comunque un uso anche collegato, diciamo, al momento che stiamo vivendo, sempre in chiave veneta. Si sta collegando anche altre persone, vedo qualcuno anche della capitale, sempre, vedo Marco che si sta collegando da Venezia, da Sant'Elena, e vedo Patrizia. Ciao, Patrizia, da dove sei collegata? Tiene, provincia di Vicenza. Ah, bene, tiene, mi fa piacere. Vabbè, sono trevisan, però anche da parte di mamma sono originario anche di Vicenza, quindi come molti veneti diciamo, origini che variano non solo da un posto, ma da più posti del Veneto. Bene, quindi vedo con piacere che stiamo crescendo. Marco, ben arrivato. Grazie. Come sia oggi l'atmosfera a Venezia? Perché c'è Sant'Elena, come si vive la giornata? Se vede parecchi gonfaloni, non solamente bandiere italiane. E Bocui, se che ne distribuio? Bocui, ognuno se tiene il suo. Penso che questa Venezia sia proprio una festa sentita da sempre, no? Sì, è vero. Modo. È proprio la festa per eccellenza a Venezia, penso. Sì, però diciamo che è stata usata molto commercialmente appunto per il discorso del boccolo, però ci sono state anche fatte tante manifestazioni proprio per la venezianità, e quindi secondo me dopo c'è chi la vede solamente nella parte esteriore vede una cosa commerciale, chi invece la vede anche nella parte simbolica capisce che c'è qualcosa di sotto di più. Sì. E ti come vedi tu invece? Sto anno si vede poco di Venezia, siamo bloccati qua, però comunque dai, diciamo che siamo in evolversi, come hai detto tu nelle scorse riunioni. Attendiamo. Bene. I rinnovamenti. Comunque che c'è un bel clima, tra l'altro siamo fortunati anche perché c'è dei giorni anche piacevoli, proprio di una bella primavera questi. Sì. Speriamo sia anche di buon acqua. Poca acqua, un po' di siccità, sì. Adesso... Un po' tanta. Sì. Ti come sia con l'orto, Franco? Ti da dare parecchio a irrigare costantemente in questi giorni? Non ho afferrato bene. No, nel senso, essendoci poca acqua e poca pioggia in questi giorni, con il tuo orto, come sei? Ma sì, va là. Non che sei problemi. Viene, guarda, in agricoltura si lamentano, io provengo un po' dall'agricoltura, si lamenta sempre quando piove e quando non piove, basta che sia un po' di siccità, subito è un disastro. Come si inizia a piovere, passano poche ore, un'eccessiva quantità di acqua, quindi tutto è sempre un disastro. Comunque accettiamo le cose, il tempo che faccia quello che vuole. Diciamo, come si dice, se piange un po' il morto, no? Non so se sì, esatto.
Comunque delle giornate piacevoli. Adesso sto facendo anche sui vari social un po' di spinta dell'evento. Penso che questo, tra l'altro, sia per la modalità con cui avviene, ahimè, tutti confinati a casa, sia anche per quello, come abbiamo detto anche nei precedenti incontri che abbiamo fatto in videoconferenza, per quello che si teme possa arrivare con una crisi economica che insomma è alle porte, anzi molti la stanno vivendo in modo drammatico, tantissimi, con il lavoro che è stato bloccato e con l'evidente crisi, insomma, sia al lato della domanda sia al lato dell'offerta che si è innescata. Però questo penso possa essere un giorno molto importante per la nostra autoconsapevolezza, e anche viverlo in modo così, se vogliamo, intimo. Non oserei dire individuale, ma proprio intimo, perché in realtà noi altri stessi, che pur essendo ognuno a casa sua, se riunimmo virtualmente dimostreremo che c'è una voglia di viverlo assieme, però lo vivemmo a livello personale in modo particolare rispetto agli anni precedenti. Ecco, mi auguro che questa sia una particolare giornata che si ricorderemo e che sarà importante per il nostro prossimo futuro, per una consapevolezza sempre maggiore, diciamo, di quello che è il nostro bene comune come veneti, no? Il Commonwealth, gli inglesi, no? Il Commonwealth, che sarebbe nient'altro che il ben comune, il ben piovego, e noi altri forse in questo frangente potremo apprezzarlo e valorizzarlo e farlo nostro in modo ancora più forte, credo, no? Cosa pensate di questo particolare momento storico che stiamo vivendo? Chi vuole così? Lascio la parola, io non sono un politico, quindi... Marco? Siamo tutti muti. Siamo tutti muti, però diciamo, siamo muti perché come veneti siamo un po' abituati a, come dire... A mettere la mascherina. A mettere la mascherina, a fare, a creare, più che a filosofeggiare. Però penso che sia questo pensiero che si sta facendo un po' avanti nei confronti della situazione, un po' in tutti noi altri. Cioè, penso che sia chiaro che se si arriva a un punto in cui se noi altri volevo difendere il nostro benessere, il nostro futuro, probabilmente dovremo cambiare qualcosina rispetto a come che fino ad oggi se avevamo raffrontare la situazione, la realtà. Perché va bene che come veneti, come da nostra abitudine, come dire, intanto anche Franco si è collegato, siamo abituati a far fronte alle situazioni, a sbassare la testa e a lavorare, a tenere a testa se dice rivolta dentro il capannone per quel che lavora in fabbrica e senza guardare quello che succede fuori. Però forse in questi frangenti cominciamo a capire che bisogna guardare anche cosa che succede fuori dal capannone, cosa che succede, come dire, all'altezza dell'orizzonte e alzare un po' la testa, perché altrimenti il rischio che si corre è veramente probabilmente troppo grande, no? E soprattutto guardarsi bene da Drio. Beh, quello sempre. Assolutamente, quello sempre. Posso? Sì? Sono Fabio, buongiorno. Ciao Fabio. Ciao a tutti. In questi giorni non è che ho sofferto particolarmente perché siamo rimasti chiusi, sì. Perché lavorando sempre davanti al computer, comunque sono sempre a casa, non è che sia cambiato molto. Però vedendo tante altre realtà che a me sono collegate, che sono chiuse, che non si muovono, che non producono, che devono pagare, ho molti amici che sono rimasti a piedi. Questo sì, io sono un po' fortunato perché lavoro su vari settori che vanno dal mining alla borsa, con un po' di cripto, un po' di valuta normale, così, una valuta fiat, e poi sono in collegamento con un amico di Barcellona, Spagna, che Catalogna. E io ero lì il giorno che hanno proclamato l'indipendenza, io c'ero, ero lì in piazza.
e poi subito all'aeroporto molto velocemente. Però ero lì e con lui sono collegato, lui gira abbastanza al centro e Sud America e sta notando anche lui grosse difficoltà. Noi poi non si lavora in Italia, io non riesco a lavorare, assolutamente, solo fuori. Non capisco perché, ma è così. Gli altri se la stanno passando, gli altri italiani che conosco io qui e Veneti soprattutto se la stanno passando molto male. Mi dispiace molto, però la situazione è molto difficile. Ma quando pontificavo tempo fa, che ogni tanto mi allargo anch'io a pontificare un attimo, perché avendo una visione un attimino più lunga, perché facendo un po' di borsa, poi la borsa puoi anche proiettare nella vita, no? Se segui un attimino, io seguo le onde di Elliott, quindi le seguo abbastanza bene. Se la proietti un attimino vedi che ogni 10 anni c'è un ritorno di questa cosa, e poi ci sono le famose onde correttive, poi ci sono... vedi già che stai andando da qualche parte, si vede da lontano il tunnel, vedi dove vai a infilarti e cominci a prepararti, dici attenzione, chiudere i boccaporti perché fra un po' arriva la burrasca, indossare i salvagenti che non si sa mai, diversificate, cioè cerco di dare io dei piccoli avvisi, no? Ma non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, 1 o 2 mi capiscono, ma gli altri 30 non c'è niente da fare, ognuno hanno continuato a vivere in questo periodo precedente alla chiusura chiaramente come si viveva prima, negli anni 10 anni fa, cioè tutti in ferie, tutto bello, tutte macchine nuove, tutto spendi, tutto ristoranti. Non è così che bisogna fare, bisogna spendere sì, ma bisogna spendere il giusto, perché bisogna accantonare qualcosa, perché bisogna imparare a far lavorare i soldi per noi, non lavorare noi per i soldi soltanto. Ma non c'è stato niente da fare, è stata una lotta. Qualcuno mi ha seguito e adesso sta un pochino meglio, altri invece se la stanno passando male. Però purtroppo è così. Sono un po' combattuto da 2 cose. Sì. Una, il fatto che non so quando e non so se, e vorrei che fosse, che si staccasse sto benedetto Veneto da sta Italia, non lo so, però vorrei. Dall'altra invece mi dispiace che questa Italietta sia presa a calci nel culo tutti i giorni da tutte le regioni, le nazioni. Abbiamo perso preso. Prendiamo. Ecco, Fabio se andrà un attimo col collegamento che ha bloccato, dopo lo recupereremo. Intanto do il benvenuto ad altre persone. Franco, da Valdobbiadene, Manuel. Da dove Manuel? 2 Ville, provincia di Vicenza. Ah, sei in Doda dove? Sta cominciando a diventare una forte maggioranza. E dopo vedo... Dove? Non vedo ancora nessuno. La Dani. Fabio, in piazza, dove è? Vai. Ciao compaesano. Ecco, vi trovai, insomma, vi riconoscevo. Sì, perché Luca il bar, ma se sarà il bar, non potremo più andare a bevargotti. Manuel, bisogna che veda sto bar. Manuel, bisogna che faccia qualcosa. Chissà che il Leon faccia qualcosa. Perché Bravo. Bene, e dopo che se anche altri vedo che si era connesso sempre senza microfono. Non so Fabio se nel frattempo, no, vedo che c'è il microfono muto. Ce l'hai. Lo volevi completare perché è andata giù la linea. Prego. Parlando. Sì. Avanti okay. Fabio, Fabio. No. Sì. Niente, allora stavo dicendo, vedevo molti che non seguendo in questo momento si sono trovati nei guai. Combattuto da 2 cose, come dicevo, una un'anima veneta che vorrebbe staccarsi, l'altra che vede sta Italietta presa a calci dagli alleati. Non capisco perché bene o male, insomma, ma credo che sia solo per invidia e paura, perché in realtà noi siamo una forza, non c'è niente da fare. Ci possono mettere con la testa sott'acqua finché vogliono, ma l'acqua è nostra, quindi non ce la faranno mai. Ci provano. Sì, vabbè, è lecito provare, no? Possono anche continuare, sì, ma noi non molliamo. Quindi, certo che se possiamo staccarci, ciao, non esiste, ce li mangiamo tutti. Se non ci possiamo staccare, abbiamo sto carrozzone attaccato dietro da trainare. La salita è tanta e andare su non è facile. Questo è il problema. Ci vorrebbe uno scossone che veramente fa cadere tutto.
è chiaro che c'erano dolori, è chiaro che c'erano lacrime, è vero che c'erano 6-7 mesi di assestamento e quindi soldi per nessuno. Chi ha messo via qualcosa sopravvive, gli altri verrà aiutato in qualche modo, non lo so, tu Gianluca lo saprai meglio di me. Però ci saranno lacrime, ma dopo no, dopo basta. Se riusciamo a staccarsi è fatta. Spero. Qua dovresti dare qualche notizia in più tu, perché allora, io di questo non so altro. Sicuramente con quello che Fabio ha, come dire, tirato in ballo è la questione dell'indipendenza del Veneto, ed è evidente che se noi altri riuscimo appunto a arrangiarsi, per così dire, perdonami se parlo in Veneto, ma se No, prego. una giornata così mi pare il minimo. Va bene. D'altra parte, se è la prima lingua che mi ha insegnato mia mamma e mio papà, l'italiano ho cominciato a imparare alle elementari, perché fino ai 6 anni non si parlava italiano a casa mia. Però anche Patrizia dice... Certo, siamo tutti bilingue qua, mi sa. No. Quanto trilingue, quadrilingue, esatto. Eccetera. Esatto. E quindi sicuramente la questione che tira fuori Fabio è importante. Mi credo che comunque con la situazione che si sta andando a creare, l'Italia sta andando un po' come dire, su una rotta di collisione con il resto d'Europa, perché non si può portare avanti una situazione di instabilità e di debito pubblico così elevato per un tempo così lungo, senza che gli altri paesi e gli altri popoli in qualche modo non te tenga senza conseguenze, diciamo, ecco. E allora è chiaro che magari non subito, perché adesso c'è una situazione grave, quindi se c'è molta attenzione a cercare di non fare troppi danni, però fra un anno e mezzo, quando passata l'emergenza sanitaria, se si ritroverà a fare i conti, credo che l'Italia avrà dei grossi problemi. Allora quella potrà essere un'opportunità, una finestra per il Veneto, perché così come per esempio la Scozia si può giocare la sua finestra nel momento in cui la Gran Bretagna si uscì dall'Unione Europea, no? Cioè noi altri veneti dovremmo avere la pazienza e la lungimiranza di aspettare il momento opportuno in cui si crei le condizioni internazionali favorevoli, e a quel punto il resto d'Europa sicuramente diria, piuttosto che perdere il tessuto produttivo di quel che è una parte importante del sistema industriale europeo, del sistema di smentegarsi, che in Veneto da 2 tra le prime 10 province più industrializzate d'Europa, Treviso e Vicenza. E a quel punto probabilmente credo che sarebbe anche un appoggio di tipo diverso anche alla questione veneta al di fuori dei confini. Non stiamo a dismentegarsi che per ottenere l'indipendenza serve l'appoggio internazionale, così come l'Italia 1 secolo e mezzo fa abbondante a ottenuto, a riuscì a creare lo Stato unitario grazie all'appoggio internazionale. Adesso paradossalmente noi altri veneti siamo mai a riprendersi la nostra indipendenza, sapendo costruire una rete come dire, di alleanze a livello internazionale, e quindi dovremmo stare come dire, molto attenti a essere preparati per poter approfittare di quel momento. Nel frattempo quello che si può fare è spiegare, convincere i nostri concittadini, anche quelli magari che si è più abituati a ascoltare le sirene italiane, che il nostro futuro dipende essenzialmente dalla nostra capacità di gestire le nostre risorse senza che ci vengano sottratte, e quindi fondamentalmente nell'indipendenza. Se noi altri sapremo affrancarsi in questo modo e far capire ai nostri concittadini che se un bene comune più alto, più importante, un ben piove, una Commonwealth veneta da difendere, e allora probabilmente potremo arrivare preparati a quel momento storico in cui ci saranno le condizioni favorevoli per la nostra indipendenza. E non stiamo a pensare che sia tanto in là, perché lo dimostra anche il dramma del coronavirus che stiamo vivendo. Gli eventi capita, cioè i cambiamenti avviene, e anzi gli avviene in modo velocissimo.
vi ricorderei una realtà che già era prima del 20-21 febbraio, del primo caso scoppiato di coronavirus, una realtà dopo. E se due realtà diverse, cioè non podemos, uno che pensa all'oggi con gli occhi del 20 febbraio, del 15 febbraio, non capisce niente, perché se cambia tutto, se cambia il panorama. E questo dovrei insegnarne che questi cambiamenti avviene e quando avviene i repentini. Per cui se noi altri sapremo prepararsi e farsi trovare pronti quando che sarà l'ora del cambiamento, mi credo che la storia busserà per far sì che il nostro gonfalone, il leone di San Marco, torni a tracciare il destino che c'è proprio. Insomma. Mi sono convinto proprio di questo. Siamo stati troppo grandi e abbiamo creato cose così grandi e così belle nel mondo che il mondo non può dimenticarsi di questo. Quindi lo riconosce. Voi altri vi ricorderete che abbiamo fatto qualche anno fa il referendum per l'indipendenza, il referendum digitale. Siamo venuti giornalisti da tutto il mondo, ma perché? Per un motivo semplice, perché per la prima volta che c'era qualcuno che aveva parlato nel nome di Venezia, del Veneto, della Serenissima, e i media di tutto il mondo che capì il messaggio al volo, ovviamente, perché tutti conoscono Venezia, tutti conoscono la Serenissima. No? Mi ricordo che anche un paio d'anni prima che abbiamo fatto un'altra iniziativa, che già era il primo giornale internazionale che aveva dato la notizia, già era un giornale turco, la CNN turca. Ma i turchi si ricorda bene cosa che sia Venezia, no? E voglio dire, e così come i turchi, non stiamo a pensare che gli inglesi, i francesi e tutti gli altri popoli non sappia bene la grandezza, non si ricorda bene la grandezza di Venezia, del Veneto. Ecco, quindi questo per dare un segnale, cioè Fabio, che è vero, il momento di adesso è molto difficile. Il problema è che oggi in questo periodo abbiamo l'informazione che è totalmente pilotata, altamente a favore del regime, compreso TG5 e anche le altre reti. Questo ci implica che un post che ho fatto questa mattina su Facebook dice che il 99% degli italiani sta bene, che ha il virus è lo 0,32% degli italiani diagnosticato. L'altro 0,7% si può presupporre che sono gli asintomatici, diciamo così. Però il 99% sta bene, perché siamo ancora bloccati? Io capisco che abbiamo avuto paura per un mese, 2 mesi e ora. Oggi sono 2 mesi che siamo bloccati. In questo momento qua bisogna reagire in modo forte, unito, perché così non si va avanti, si va solo verso il fallimento. Assolutamente sì. Io dico, è la seconda volta che Renzi va al governo. La prima volta ci ha portato via le banche, adesso ci portano via tutte le fabbriche. Cioè, qui questa cosa qui io non la mando su. Sono veramente arrabbiato. E io faccio un lavoro, se guardo per le mie cose, che potrei starmene tranquillamente seduto a guardare. Che lavoro fa tu, Fabio? Io il lavoro mio di lavoro d'ufficio faccio anche io consulenza informatica. Quindi lavoro da casa tranquillamente. Però comunque il lavoro di casa invece dei miei genitori è un'azienda agricola e anche lì andiamo avanti. Quindi non ho problemi dal punto di vista economico. Ma dico solo che mi lamento da almeno qualche anno. Il mio primo lavoro è stato calcolare buste paga nell'anno 2001 e a quegli anni poi ho buttato via quel lavoro lì perché lo Stato ci prende per il culo, parlando chiaro, perché si inventa le cose valide per ieri e oggi devi pagare le tasse. Regolamenti fatti così. Paghiamo dei dirigenti, parlo di Corte Costituzionale, Corte dei Conti, sono tutte persone che strapaghiamo per niente. Sono questi i veri malanni che abbiamo. Da queste persone dobbiamo liberarci. I parlamentari sono delle marionette oggi come oggi, sono quelli che eleggiamo, ma sono delle marionette. Non sanno neanche perché sono lì fra un po' e si portano a casa 15.000 euro al mese. Cosa che ne frega La Regione Veneto può fare poco, anche lei e i suoi sperperi. Ce ne sono tanti, tante mani burocratiche inutili.
Dobbiamo liberarci di tutte queste cose qua. La spesa pubblica non può essere il 60% del nostro stipendio. Non possiamo andare avanti in questo modo. Parole sante. Dobbiamo liberarci da questo mattone. Ma lo dico non solo per il Veneto, per tutta la nazione. Io veramente sono stanco di dire certe cose da un certo punto di vista, perché voglio cambiare, perché la sanità ci sta. Gli dico, la conoscenza di questo virus, gli errori ci stanno. Chi è che ha visto bene? Per fortuna Zaia? Dico per fortuna. Dove Avo, che è a 13 km da casa mia, ho degli amici che abitano là, ha agito bene, perché ha fatto ha chiuso il paese, ha blindato il paese, ha fatto test a tutti da 6-66. Voglio dire che per liberarsi da questa cosa qui bisogna partire con senno, nel senso che dove praticamente non c'è il virus si può muoversi tranquillamente, senza mascherine, senza niente, ma nelle città tipo Bergamo, dove il virus è molto alto, bisogna fare la stessa cosa stata fatta a Vo. È grosso sicuramente, capire tutti quelli che sono sani. Ma ritornando al problema della pubblica, oggi basta ascoltare Barisoni venerdì sera, sul Radio 24, e si capisce come buttano via i soldi costantemente e nessuno fa niente. Nessuno fa niente. Premi e produzioni per i dipendenti pubblici. Buttano via i soldi costantemente e andiamo a indebitarci. Dobbiamo farceli pagare da questi personaggi che non ci tutelano. Non so a chi guardano. Secondo me, a partire da Renzi non guardano l'Italia. No, ma è questa classe... Voi decidete, non so se questa è solo la mia convinzione o anche voi pensate in qualche modo di questo tipo. No, penso che sia assolutamente condivisibile quello che ti dici. E non mi faria tanti problemi della classe politica in generale, che ha degli interessi molto diversi dai nostri, dalla gente comune. Come ti dicevi te, comunque loro, qui se guadagna 15.000 euro al mese, il suo unico compito, se al massimo è 11 di mattina, tirarsi su dal letto, vuol dire, qui ha fatto quello e è a posto. Sì, ma anche i giudici che abbiamo in Italia sono strapagati, hanno il triplo stipendio degli altri stati. Ma lo sappiamo. Sono Ma 27.000. Tagliare questi stipendi. È un regime. E anche il fatto che ci sia il controllo dei media non deve sorprendere, perché gli organi di informazione sono finanziati e sussidiati dallo Stato e quindi ovviamente riportano quanto il padrone gli dice di riportare. Quindi è normale che gli organi di informazione, compresi quelli privati che vivono attraverso le varie licenze, seguano il mainstream, per usare questa parola, dell'informazione, come dire, premasticata, no? Però non ci deve sorprendere questo, così come non ci deve sorprendere il fatto che non è un fenomeno iniziato adesso, ahimè, è un fenomeno che è partito da lontano, è partito ancora dagli anni 70 fondamentalmente, da quando siamo veneti, se ricorderemo, che è il nostro rumore, che aveva fatto i baby pensioni, quindi un'onda lunga è partita da allora. A livello, come dire, storico, in alcuni momenti non si è accorto di questo, perché c'erano altri fenomeni che nascondeva, come dire, la questione dell'indebitamento e della spesa pubblica e di tutto quello che oggi invece stiamo vivendo sulla pelle. Prima che sta, come dire, una tassa occulta dell'inflazione, dopo i usare la svalutazione competitiva, ma che se comunque sempre una tassa occulta pagata da gente comune, perché svalutazione vuol dire che il potere d'acquisto di chi che c'ha un salario se viene diminuito, no? E quindi loro si riuscì ad arrivare fondamentalmente alla seconda repubblica, dopo che ha fatto un po' di teatro e via andare, passando ovviamente prima per Craxi, che ha lanciato col turbo sto fenomeno, e siamo arrivati un po' ai giorni nostri continuando con la stessa situazione. Tenga solo dei governi che porta avanti delle pantomime,
ma alla fine si è tutti accomunati dall'aumento della spesa pubblica, che è una costante, a parte brevissimi, insignificanti periodi. Questo si sta alla logica, cioè fare politiche clientelari, tese solo a guadagnare il consenso dei vari politici, senza eccezioni, senza eccezione alcuna. E in questo senso sicuramente penso che sia ora che se ne rendiamo tutti conto. Oggi sul Sole 24 Ore, se avevi visto, che c'è l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Messina, che se ne segnò fuori con un grande piano in 5 punti per far ripartire l'Italia. Non so se lo avevo letto, ma è follia, perché è Gasparà una roba tipo 300 miliardi dei titoli pubblici che i cittadini dovrebbero comprarsi. L'uno ha detto che ovviamente questo tipo di acquisto sarebbe, come dire, non spontaneo ma spintaneo, perché non c'è quella logica, ma perché diciamo, i veneti e anche gli italiani comprano 300 miliardi di titoli pubblici, vuol dire che non ha alternative, perché penso che sia la cosa più folle che uno possa fare. E dopo l'utilizzo del TFR per comprare altri titoli pubblici. No, ovviamente prendere e chiudere tutte le intesa, c'è quella che ha comprato poi la licenza. un euro, per me è euro, anzi un euro la popolare. Sappiamo bene da che parte che arriva. Sì, amici a Renzi. Assolutamente. E quindi da questo punto di vista la situazione è sicuramente, Fabio, come te descrivi te. Per far venire le persone, sicuramente adesso che è un momento in cui tanta gente sta soffrendo economicamente e tanta soffrirà ancora di più nei prossimi settimane, nei prossimi mesi. Come dicevo prima, spero, tutti auspichiamo che questo possa essere un momento anche di maggiore consapevolezza. Staranno gli altri però a farla crescere questa consapevolezza, no? Fabio. Se posso, chiedo scusa, a proposito del Popolare di Vicenza, io tanti anni fa lavoravo con Popolare di Vicenza e facevo mutui e finanziamenti con Popolare di Vicenza. Bisogna dire la verità che a quei tempi, che non è tanto lontani, che sono circa una decina d'anni, non di più, aveva insoluti per il 5%. Sapete cosa vuol dire il 5% di insoluti per una banca? La montagna dei milioni. Voglio dire, è vero che San Paolo, tutto quello che vuoi, ha fatto man bassa di tutto, ma le brache le abbiamo cavate noi, non è che è venuto lui a calarci da noi. Voglio dire, abbiamo messo delle persone incapaci che hanno dato a cani e porci, perché la Popolare di Vicenza era conosciuta principalmente per i mutui agli extracomunitari, d'accordo? E i quali pagavano le prime 3 rate, poi non pagavano più e non li potevi più fuori, non gli potevi più mandare via, restavano lì non pagando più niente, mandavano in casa i soldi con Western Union, d'accordo? Quindi i soldi guadagnati qua se ne andavano e le case nostre erano occupate, i mutui c'erano da pagare, noi li abbiamo pagati, abbiamo calato le braghe e ci hanno inchiappettato. Quindi non è che possiamo dare tutta la colpa a loro che sono venuti a noi. Noi dovevamo stare sul muro a controllare, non siamo rimasti con fucili in mano a controllare. Abbiamo aperto le porte e ci sono entrati con il piede teso. Purtroppo è così. Però ci hanno portato via 2 banche, mica una sola, 2 e importanti. Desio non so se è salvata, non lo so, a quei tempi non si stava salvando, spero si sia salvata adesso, ma le altre non lo so come sono messe, perché poi sono fuori dal settore e non ho più seguito. Ho abbandonato, ho guardato all'estero perché a un certo punto mi sono vergognato. Do il benvenuto anche a Franco, a Rossano, a Daniela, a Damiano. Franco, funziona adesso il collegamento? Vedevo su YouTube. Sì, funziona, no, sento benissimo. E anche Franco da Valdobbiadene. No, Valdobbiadene. Franco, c'è un altro Franco. Questo. Ah, è un altro Franco, prego allora. Mi senti tu, Franco? Sì, adesso sì. Funziona bene. Mi sente? Sì, ti sentiamo, perfetto. Vedo anche Ivano, Matteo, Lorenz che si è collegato. Rossano, Damiano anche. Presente. Rossano, come sei? Bene, grazie. Sono col tempo contava che sono in babysitteraggio, ma va bene, sì. Ah, vabbè. Vuoi dire qualcosa? O se sì, molto, molto brevemente. Prima sentivo nominare un politico, però non è quello che ha da passare è il discorso che non è un politico che fa,
è il sistema che non va, per cui che faccia Renzi, che faccia Salvini, che faccia chi per essi, non cambia niente, nel senso che tutti compagni, per cui non stiamo a fare l'errore di indicarne uno al posto e di smentegarsene altri, non è così, perché dice tutti compagni, ma tutti veramente, per cui sperare di cambiare votando, aspetta che voto uno perché sennò vinci i comunisti, aspetta che voto che altro perché sennò vinci i fascisti. In realtà, come ti dicevi te, è una partita di giro dove che l'unico perdente è chi che vota. Per cui bisogna che vi mettei nella succa questa roba qua. Per votare un politico italiano, se come non votare, perché cioè, non è un sistema da cambiare, è il sistema da cambiare. Capito? Non è che mi voto uno, voto che ha i giudici, sì, stipendiati dello Stato, ma è lo Stato che non va. E neanche siamo indipendentisti, perché questo sistema di robe è da cambiare, punto. Per cui non è che voto Renzi, voto Salvini, voto questo che ha, il voto non cambia niente, perché mettevo in testa, dice tutti compagni. Ragazzi, passano così. Sì, che è meglio. Meglio. Dopodiché ognuno ha da farsi i suoi interessi, insomma. E interessi, i propri interessi di un Veneto, adesso come adesso, non coincide con gli interessi dello Stato italiano. Cari miei, cari veneti, fatevi i vostri interessi, imparate a farvi i vostri interessi, che sarebbe ora. Basta. Parole sante, che sei felice anche che voi. Bravo, Gianluca, grazie della parola. Saluto tutti, chiamo da Campagna Duppia in provincia di Venezia. Complimenti. Un vecchio simpatizzante di questa realtà veneta, diciamo. Grazie, felice. Questa nostra identità, diciamo. Aggiungo una cosa, senza farci inculcare in testa che siamo egoisti, però. Brava. Che i egoisti. Scusa, verso una parentesi. Farsi il proprio interesse non significa essere egoisti, significa essere intelligenti. Perché mi sono pare di famiglia, mi godo putei piccoli da mantenere. Mi non posso mantenere i putei del vicino e a sar morire di fame i miei. Perché non vuol dire essere egoista, vuol dire fare il proprio interesse. Esatto. Vuol dire usare a meona. Fare il proprio interesse. E sappi che quando chi ti accusa di essere egoista, vuol dire che vuoi rubare, vuol dire che vuoi mettere le mani nel taccuino. E lo dice per questo. Tutto qua. Diciamo che se fare il tuo dovere, perché il tuo dovere è pensare alla tua famiglia. Il tuo dovere è pensare alla tua famiglia intanto. E se sta a fidare, bisogna che ti pensi te. Questo è... Difatti. Ok. Volevo, Gianluca, se mi permetti, anche voi altri, se mi permetti un attimo, lanciare alcune provocazioni. Provocazioni così, leggendo un pochettino in giro su quello che sia il coronavirus e cosa che ne aspetterà. Dopo ognuno ha le proprie idee, giustamente il proprio modo di pensare, però leggendo un po' le notizie non dette, diciamo, un pochettino in giro dappertutto, che sia alcune cose che mi dà un po' di perplessità. E parto dall'autocertificazione, che in 3-4 volte ho fatto vedere queste autocertificazioni cambiate. Insomma, da qua si vede la professionalità e l'organizzazione di un buon governo. Insomma. Dopo la fase 2 penso o l'app o un braccialetto che ne dirà cosa che sia. La terza fase sarà un vaccino e dopo che sarà il famoso microchip, come che si parla in giro, verrà cominciare a parlare qualcuno potrà dire ma Felice sei un complottista. No, dico solo delle notizie che leggo un po' in giro, dopo sta ognuno a dire se è vero oppure no. Comunque c'è un certo movimento anche militare in Italia. Abbiamo visto anche quei droni con tutto come... Bravo. Ma non solo. Stai organizzati. Delle forze americane che sono in giro in 11 paesi europei, non solo in Italia, in 11 paesi europei. In Italia ovviamente non so se qui aerei che porta solo mascherine, secondo voi altri. Allora, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte e Puglia hanno chiesto aiuto ai russi. Tanto così per dire no. E pensate che sia solo per il coronavirus?
Altra provocazione, e quasi altra provocazione. Colau che si sta a nominare queste task force, 500 e passa persone del task force. Colau è un uomo di Bill Gates e della von der Leyen, ok? Perché veniva da quei ambienti là, viene da quegli ambienti, e il potere decisionale in questo momento è suo, è io che decide, non è il conte del turno, perché se io dico come il conte dice quello che diceva Casalino e il conte che dice quello che dice adesso in questo momento Colau, secondo il mio punto di vista. Ed sta imposto dalla Germania e dalla OMS, che è l'asse Berlino-Pechino. Tanto perché andiamo un attimino a 360 gradi. C'è sempre provocazione mia, non stai a pensare che, cercare di capire, non è che sia un fantasioso o cose di questo genere, però i dati di fatto. Cioè, se andate a informarvi, a leggere i giornali o andate in internet, vedete che i governatori ga fiutare il pericolo questi di queste 3 regioni qua e se ne aggiungeranno degli altri. L'Europa è piena zeppa di forze SHAEF, l'esercito tedesco è con loro. Tanto per dirvi, Bill Gates potrebbe lanciarci, tanto per ridere, dei siringhe. Capime cosa che voglio dire? Cioè, i vaccini, robe di questo genere, da chi viene? Cioè, diverse cose. E navi della flotta americana che è da 2 mesi che è nel Mediterraneo nostro. Tanto perché ne rendiamo conto. Non so cosa dirvi, che c'è tutto questo movimento che secondo me darà a sfociare in qualcosa. E che c'è grandi manovre sotto, secondo il mio punto di vista, e dopo lascio a altri di andare a capire, a vedere cosa che può essere. Certo non siamo in un buon periodo, mi spero che questo sfocia in qualcosa di buono per tutti e spero veramente che venga avanti qualcosa di buono, perché di solito dopo una crisi c'è sempre un qualcosa di buono che viene avanti. Mi spero tanto in questo qua. E io auguro a tutti voi di passare il meglio possibile, insomma, proprio perché sì, ce lo meritiamo anche come gente veneta. E a sua parola, dai. E tanti auguroni a tutti del buon 25 aprile. Buon San Marco, grazie, felice. Ciao. Sicuramente ha toccato tante cose. Per quanto riguarda, diciamo, noi altri veneti, credo che il grosso problema che ne riguarda, più da guardare aspetti di carattere internazionale, sia il fatto che noi altri avevamo gran parte delle risorse che producemo che ne viene sottratte da un soggetto, e questo soggetto è lo Stato italiano. Per cui, al di là degli altri aspetti che sono importanti, sicuramente a livello internazionale, sono fondamentali, sono altre cose, però noi altri non possiamo di fronte a tante cose dismentegarsi, distrarsi di fronte al problema. Il problema principale è lo Stato italiano, il problema principale è i politici italiani, e per quanto riguarda gli altri veneti, i politici italiani che in Veneto ne turlupina, ne prende in giro, e che fa sì che, proprio come diceva prima Rossano, riesce a far convogliare il consenso su di loro, cioè praticamente c'è una sorta di sindrome di Stoccolma, della quale soffrimo come veneti, perché siamo incarcerati in Italia e manteniamo l'Italia e votiamo anche i partiti italiani. Per cui è un paradosso, se vogliamo, però è proprio il classico meccanismo della sindrome di Stoccolma. Non vorrei che l'Italia fosse l'agnello sacrificale. Magari. Queste forze che si combatte a livello internazionale. Allora, come Veneto, posso dirti felice, paradossalmente, ti te provo che ti mando un cammino a provocazione. Magari. Ne farei un regalo. Grande. Farei un regalo. Però vorrei aggiungere anche un'altra figura importanti che è il sostegno di questo Stato ladro. Le vere figure importanti che noi non votiamo, se tutti i segretari comunali. Questi si porta a casa il minimo 100.000 euro all'anno. Sì. La burocrazia. Questi personaggi quasi veri burocrati non eletti, che non serve a niente. Il prefetto non serve a niente. I prefetti, bravo. Sì. Perché ricordiamoci che un sindaco si porta a casa che
do 3.000 euro al mese. Il segretario comunale si porta a casa 5, sì, il fatto è, Fabio, che un segretario comunale, appunto, come ti dici, è fondamentale perché il sindaco in comune non può muovere neanche una penna se di fianco non ha il segretario comunale. Esatto, lei è il burocrate, c'è queste figure qua che sono inutili, che dico che sono inutili, e bisogna capire, parlare contro queste persone, bisogna andare contro questi burocrati oggi come plebiscito. Se vogliamo combattere l'Italia, sempre dai contro i burocrati e ai prefetti. Bisogna andare contro De Ori, perché non è possibile che queste persone qua siano così vincolanti in una democrazia, perché non sia garanzia della democrazia, sia garanzia della solo poltrona. Assolutamente. Però vedo, Fabio, che c'è un concetto qua che bisogna anche vedere la storia, cioè c'è una cosa che si ripete nella storia italiana, che c'è il famoso libro da cui ho fatto anche un film, Il Gattopardo, di Tomasi Lampedusa, che spiega che addirittura parte ancora da prima dell'Italia, nel senso che questi burocrati, che sei un po' l'ossatura dello Stato, no? A livello comunale te hai i segretari, ma se ti vanno nei ministeri te hai i direttori generali dei ministeri, se diceva una volta il ministro passa ma il direttore generale resta, no? E a vari livelli tra le prefetture, tutta diciamo la scheletro attivo dello Stato fondamentalmente nella storia italiana non si è mai sta cambiare, cioè l'Italia non ha mai avuto il processo, per esempio, che ha avuto la Germania, che dopo la seconda guerra mondiale ha fatto tabula rasa e si è ripartiti facendo anche un serio esame di coscienza di quello che aveva fatto. In Italia no, perché l'Italia paradossalmente con l'8 settembre della seconda guerra mondiale si è passati da una parte a che altra di Atoia e adesso ci troviamo a festeggiare il 25 aprile per quasi che la guerra sia stata vinta dall'Italia, dico mio. Invece l'Italia è una sconfitta, è una potenza sconfitta della seconda guerra mondiale, è una potenza che ha aggredito, una potenza che ha fatto guerra agli altri paesi, che ha perso. Nonostante questo, lo Stato italiano nel suo scheletro non si è cambiato una virgola, anzi, e non si è cambiato neanche da prima, perché cosa è successo? Ad ogni nuova fase politica, ogni 10, 15, 20 anni, no? E prima che partiamo proprio dalla nascita dello Stato italiano, prima abbiamo avuto la destra storica, dopo col trasformismo e Crispi e la sinistra storica, il trasformismo De Pretis, pardon, dopo Crispi, dopo Giolitti, dopo Mussolini e dopo Seconda Repubblica con i vari, come dire, le varie fasi della democrazia cristiana e del centro-sinistra e del pentapartito e arrivare ai giorni nostri. Ad ognuna di queste fasi nessuno si è mai andato a cavare tocchi di Stato, si è semplicemente aggiunto allo scheletro iniziale altri tocchetti di altri gruppi e potere che man mano cercava il potere. Per cui fondamentalmente lo Stato italiano è sempre qui. Lo Stato burocratico, dai segretari comunali ai prefetti, alle magistrature, cioè fondamentalmente è lo stesso del 1860, non si è cambiato una virgola, del 1930, del 1950, ed è sempre quello. Se sono un po' degli strati, ma il nucleo è sempre quello, è sempre questi dei farabutti che in un qualche modo se l'essenza stessa di questo mostro, mi chiamo il burosauro, che se dopo cavalcata i vari politichetti che di volta in volta vinse la lotteria del voto per ciappare qualcosa di più dei 15.000 euro al mese che comunque ciapparia, no? E a questo punto però alla fine ti terrà una struttura che è sempre quello, lo stesso mostro, per cui ti dici bisogna dargli contro, è vero, ma per dargli contro ripeto, se la lezione che abbiamo detto anche prima, siccome non sei una bestia facile, non è una bestia piccola, è una bestia enorme, ne serve creare una grande rete di alleanze internazionali nel tempo e di interessi convergenti, cioè da far sì che potenze straniere abbia l'interesse ad avere un Veneto indipendente. E questo si sta avvicinando a una configurazione di questo tipo. Ho avuto per alcune ipotesi più o meno
come dire, estreme, di cui anche Felice prima che aveva fatto qualche accenno, avuto per altre, di cui si già parla prima, mi pare anche con Fabio da Salsan, però si sta avvicinando delle situazioni in cui l'Italia sta entrando in rotta di collisione con tutta una serie di come dire, equilibri che porta tiene in piedi l'Europa, che tiene in piedi il quadro di alleanze atlantiche e quant'altro, e quindi probabilmente questo è un momento in cui, ripeto quello che ho detto anche prima, noi altri, se stiamo attenti, potremo sfruttare delle occasioni a noi altri favorevoli. Altrimenti da soli, noi altri, indipendentisti veneti, potremmo anche assicurare tutto il giorno ai segretari comunali e ai cose, ma non otteniamo niente, a parte che... No, bisogna fare pubblicità. A parte che sgoiarsi. No, bisogna fare pubblicità dei loro soldi. Quanto chi mi costa? Quello sì. Io ho fatto pubblicità quest'anno, inizio anno, quando ho visto quanto mi costa un dipendente del mio comune, l'ho messo su Facebook. Ho detto, mi costa tanto. Se sta contento? Immagino, sto dipendente. Guarda, non so quanti, non mi ha avuto tanti like, quello no. Però almeno dico, vedete io 8. Il comune di Vicenza e ha 8 dirigenti. Devo guardare 4 o 5 anni fa l'ultima volta, adesso non ho più guardato recente, ma ha 8 dirigenti, un comune. Da pagare. Cioè, bisogna guardare in tutti i comuni queste cose qua. A Treviso che ha dato un premio, durante il coronavirus si riuscì ad approvare un premio di quanto c'era, chi si ricorda, fa 10.000 euro che ha dato del premio. 10.000. 10.000 euro ai dirigenti pubblici, probabilmente anche loro. Sì, ma se follie. Ma durante il coronavirus, tutti gli altri che hanno perso il lavoro e a questi i giorni te dà il premio. Aspetta, il manco, per cui che vede. Dico, non ha senso. Non ha senso, non ha senso. Non ha senso. Dai bilanci comunali si capisce tantissime cose comunque. Ha ragione Fabio, ti dago ragione Fabio. Proprio dai bilanci comunali si vede i sprechi veramente che sia sui... ma sotto forma qualsiasi tipo di voce che te vaghi lesere, insomma, te vedi. Il dramma è che tanti di quei sprechi, alcune sono robe di inefficienza, altre invece sono purtroppo interessi, cioè vuol dire che quei soldi va in tasca a qualcuno che quindi io e tutta la sua famiglia andrà sempre a sostenere quel sistema. Perché purtroppo, e questo si chiama clientelismo, ed è uno dei principi fondanti della Repubblica Italiana e dello Stato italiano. È vero. Allora, Lorenz mi scrive, a me mi basta andare a qualche consiglio comunale per capire che il segretario se ha preso rassa. Te ragione. Guarda che se riesci ad attivare il microfono, dimmi pure anche a voce, che così lo ascoltiamo ben che volentieri. Posso intervenire? Con piacere. Allora, abbiamo, tanto per vedere dove andremo a finire, attualmente lo Stato italiano, mi pare, se dico bene, ha 2.300 miliardi di debito, sì. Mi pare. Allora, questo debito negli ultimi 2 anni abbiamo visto che è in aumento in continuazione. Quanto potrà durare questo aumento? E se aumenta fino a 10 anni, fra 10 anni, quanti debiti abbiamo? Allora, ti ha toccato un punto importante, perché in teoria il debito non è qualcosa che il debito pubblico che gli stati paga, però è un qualcosa che va sostenuto attraverso l'emissione di altro debito. Cosa vuol dire? Che dei titoli, che va spesso si è finanziata verso dei titoli pubblici, che va a scadenza, poi va a scadenza e bisogna che ti paghi. Come li paga lo Stato? Facendo altro debito. E se quello è il momento in cui se ti tiri troppo sta corda, arriva un momento in cui non ti puoi più permettere di fare altro debito perché il te costa così tanto che non te fa più fronte. L'Italia è molto vicina a questa situazione perché insomma lo sapevamo, l'altro ieri la scappoata ancora per l'ennesima volta dai agenzie di rating che noi lo abbiamo ancora declassato a titoli spazzatura,
Però voglio dire, se l'ha molto vicina a questa situazione. Questo è anche il motivo per cui quel famoso come dire, indice, che è lo spread, cioè la differenza tra i titoli a 10 anni, i titoli pubblici a 10 anni d'Italia e Germania, che fa un po' da riferimento, cresce. Perché cresce? Perché chiaramente aumenta il rischio sul debito pubblico italiano. Intanto Domenico anche ne saluta, viva San Marco a te Domenico, buon San Marco e grazie di essere stato collegato con noi altri. Quindi sicuramente questo si sta facendo molto preoccupante. Che avevo visto l'altro giorno la notizia secondo cui il governo ha fatto delle stime come dire, per affrontare la situazione di un deficit oltre il 10%, che è qualcosa di allucinante se pensai che fino a qualche mese fa si baruffava con l'Europa per riuscire ad arrivare oltre cosa già era il 2%, qualcuno ipotizzava di fare il 3%, pareva follia, adesso si parla del 10%, questo vuol dire che andrà su proprio il debito in modo pesante, si parla di un debito su PIL del 155-160%, ma che pare anche ottimistico, nel senso che ahimè il PIL sarà destinato anche a cadere, per cui sicuramente il rischio è che si vada anche a cifre superiori. Rendeva conto che se il debito pubblico sul PIL arriva al 180-200%, come nessuno sta parlando di queste cifre, ma onestamente ma è naturale. Sarà abbastanza quasi inevitabile che si arrivi a quei livelli. Sarà una situazione che, come vi dicevo prima, fra 6 mesi, un anno, o fine anno, o dopo che sarà da approvare i vari bilanci, quindi primavera l'anno prossimo, ne tornerà in faccia con una violenza che sarà drammatica dal punto di vista economico-finanziario. Ma è naturale, nel senso che, se pensiamo bene, le aziende lavorano 10 mesi l'anno, perché il mese di agosto non si lavora e tra dicembre e gennaio non si lavora. Sì. Già 2 mesi siamo fermi, vuol dire che il 20% della nostra produzione... Saluto anche Franco che ne saluta. Ciao. Ciao, Marco, Franco. Ciao mio omonimo. Il 20% della nostra produzione, ovvero del nostro PIL, così a spanne, se via non c'è. Tutto il fatturato delle nostre aziende, facciamo poco il 20%, perché dopo chi si fornisce alle aziende italiane magari trova l'alter ego, quindi non si torna più a fornire dai nostri fornitori, e va da un'altra parte. Il danno che ha creato questo virus è veramente incalcolabile. Assolutamente. E bisogna partire da domani. Cioè, è una roba che dobbiamo da partire subito. Assolutamente sì. E ripeto, il 99% degli italiani se sanno. Come il 99%, ma se parlano che è il 20% che sta andando a chiedere la carità dai frati delle varie circostanze. No, per forza, perché non se siamo a casa tutti, anche chi che se sano. Intende sano dal punto di vista della salute, non è della salute. Gente si ferma a casa e sta bene. Mi riesco a lavorare perché faccio un lavoro col computer, posso mettermi anche in mezzo al mare, basta avere internet e lavoro. Ma il resto della gente no. Cioè, questo che è veramente drammatico. Bisogna partire subito. Perché veramente qua non andiamo fuori da nessuna parte se non partiamo. E se le aziende, la moda anche in particolare, qui fa investimenti 9 mesi prima. Tutti gli investimenti che ha fatto 9 mesi fa, i sendai fumo, tutti i magazzini pieni, e tutti i negozi di abbigliamento, per adulti e per tutti che da versare. Così il Marco si svola i magazzini. Ma è tutta un'economia che è fallita. Il dramma è che avendo spento il motore, adesso lo riverserà, cercherà di riversare un po' alla volta, ma il dramma è che quando spegni un motore dopo non c'è che riparte. No? Perché comunque ha depresso la domanda, sia dal punto di vista tecnico, perché se è una situazione così drammatica la gente
comprime i consumi. Sia dal punto di vista economico, perché comunque c'è gente, tantissimi, che è in difficoltà economica e quindi anche se volesse comunque ne consuma, no? Questo dopo si riflette a vari livelli, un po' su tutto, come dire, il panorama. A livello diciamo, de filiere, dei rapporti tra aziende, questo vale in modo ancora più importante, perché se le aziende che ha fatto in questo periodo solo che uno sforzo di annullamento ordini in tantissimi settori, quello in cui si è impegnato tanto, gran parte del lavoro che le aziende nei vari filieri che ha fatto è stato annullare ordini d'acquisto già preventivai o già fatti. Ma non c'è nessun segno di attività dei nuovi ordinativi, e perché questi deve ripartire il volano economico che purtroppo si sta a fermare, e quindi questi criminali, perché mi non posso che chiamarli criminali politici, per assoluta avuto che sia, non so neanche cosa che sia, avuto che sia incompetenza, avuto che chi abbia un disegno sopraffino di creare una repubblica socialista sovietica, avuto chi abbia gusto a comandare, sa come che se comandare meglio che, non voglio dire una parolaccia, ma e avuto, non so perché, fatto sa che con le decisioni che Gacciapà ferma il motore economico produttivo, che tra l'altro c'è anche quello che paga i stipendi ai ioni. Cioè, qui siamo anche masochisti da questo punto di vista. È un suicidio. Ma lui non scava il mio stipendio. No, non si occava, però il problema... Però fa debito, io paghiamo tutti quanti quello. Che bravo, lo so. Però il sistema, diciamo, in un sistema, come dire, sano, anche del furto come quello che aveva creato, il suo stipendio veniva pagato anche attraverso il furto delle nostre tasse. Se noi altri non facciamo più PIL, le tasse non te ne paghi più, e quindi, come dire, quella che è una componente fondamentale del bilancio dello Stato, che è il gettito fiscale, va a farsi benedire, insomma. E anche io potrà fare oggi che c'è qualcuno del partito di maggioranza del governo tedesco, che uno dei leader che ha detto non potremo far debito all'Italia, demoghe di sussidi, ha detto qualcuno, anche se ovviamente non c'è speranza che lo faccia. Ma il suo senso c'era, demoghe di sussidi, ma dopo basta, cioè nel senso, come che te dà i 2 euro al drogato in stazione che ti domanda, o all'imbriaco che ti domanda escape, e te che dici sì, ma sta andando, ti beva subito appena fuori, no? L'Italia è così, cioè è un tossico purtroppo un tossicodipendente che adesso i vuol solo che non vuole neanche più fare debito, i vuol chi che regali escape per farsi i sodosi. Patrizia. Io volevo anche fare una considerazione. Parlando della crisi che è in atto e che sarà peggiore nei mesi prossimi, bisogna anche considerare che quei pochi che riaprirà, e forse anche per un breve periodo, perché dopo non si sa, i prezzi che toccherà aumentare, magari anche raddoppiare, perché se vuoi sopravvivere, te vede la parrucchiera, fino a 2 mesi fa ti pagavi un tot, adesso non so cosa che ti farà pagare, barbiere, un caffè, non credo che pagheremo più €1, un caffè €1, €1,20. Non lo so, se adesso comincia a ridurre i tavolini ai bar, nei ristoranti, che bisogna che te prendi 2 ore di ferie per andare a comprarti un tocco di pan perché bisogna che te metti in fila, voglio dire, no? Cioè, a sto punto la gente comincerà a arrangiarsi a casa e tanti chiuderanno nei prossimi mesi, Beh, penso che sia stato un boom. Le parrucchiere per le donne esaccare perché fa 1000 cose, non c'è solo taglio, che sia anche altre cose, e paghiamo parecchio, ok? Perché sono sempre più care. Ogni volta che vado, che sono sempre rincari, adesso che tocca veramente farne entrare 2 alla volta, e in giornate di infarassi una decina, neanche 8-10, lavorando in 2 però, perché una vado a lavorare con una cliente solamente, mi va a raccontare la mia parrucchiera. Cosa fai a fine mese? Si comincia a pagare i fornitori, a pagare qualche dipendente, la locazione, e vivere, giusto? E vivere, tutte le tasse,
che toccherà raddoppiare le tariffe e si sopravvive perché dopo la gente comincerà anche a non andarvi più. Giusto? Purtroppo esattamente questo è il problema, che fa ripartire un'attività tra l'altro in difficoltà, perché non è che riparte a regime, ma riparte comunque con delle regole. Quindi fa in tempo di morire altra gente. Cioè, per dire, nei trasporti Ryanair ha detto, guarda, scordatevi che noi altri mettiamo un posto su 2, cioè piuttosto tengo sui aerei, ha detto, perché non che stiamo dentro quei costi mettendo un posto su 2 libero. E questo è un esempio, come dire, però particolare, un settore, e tutti così i settori dove c'è comunque spazi, numero di persone in spazi, ristoranti, tutta la ristorazione. Esatto. E poi un'altra considerazione sempre su questo argomento: al nord viene a controllare, ma il sud non mai controllare, che ha sempre fatto così che vissuto. Ciao. Perché veramente un'Italia che non esiste, siamo un puzzle, alla fine ognuno si un tocco a sé, o no? E noi altri non si capita a parte di quelli che deve mantenere a baracca. Esatto. Io non credo che sia giusto che dobbiamo sempre aprire le porte a tutti i controlli e morire alla fine. Ma chi va dal sud dovremmo veramente fare... La Ryanair dovrebbe caricarli tutti e portarli in zoo e andare a controllare in zoo. Ma voi altri che avete notato che anche qua col coronavirus, bene o male, il lockdown da noi altri si è avvenuto, a parte, come dire, Lodigiano e Vo, a Codogno e Vo, che aveva chiuso anche prima dal 9 marzo. Fondamentalmente che basta che dopo qualche giorno a Palermo in Vinti si è fatto a spesa proletaria, dicendo perché insomma non potevamo più lavorare, noi altri dovevamo mangiare, e subito che approvai la spesa, come si dice, i buoni spesa al governo, ma il giorno stesso cioè nel senso, no, voglio dire, noi altri siamo qua che appunto se domandiamo ma come faremo, ma aspetta che con un tocco di orto. E non c'era un carabiniere a controllare i negozi. Là al sud hanno era tutti al nord. No, qua ti manda anche i droni, che abbiamo visto che in realtà si parla tanto di inefficienza delle forze dell'ordine. Solo droni. Però la benzina e il pilota dell'elicottero, che è un costo esorbitante per fermare uno che è in spiaggia. E paghiamo noi altri, se quello è il guaio. E che abbiamo visto tutte il drone, vabbè, insomma, il drone una volta comprato lo usi finché non funziona più, voglio dire, però l'elicottero, è già solo che si alza quanto che tu speso. Giusto? Follia. Una follia proprio. Sì, diciamo che da questo punto di vista penso che quello che mi preoccupa è che la gente ti smentica. Cioè, nel senso che se in quei giorni, quando abbiamo visto la cosa, che sta un'ondata di dire appunto, ma insomma, ma sti qua, manda fuori gli elicotteri, manda fuori i droni, ma per la criminalità non fa questo. Però fra una settimana purtroppo si dismenteremo, perché torneremo a preoccuparsi giustamente di lavorare. A quel punto si preoccuperemo anche il doppio, perché non basterà più lavorare come già prima dovevamo lavorare da gennaio a luglio per lo Stato, e dopo Gianluca, e questo piano. Dopo cosa sei? Dopo non abbiamo neanche il tempo di andare a preoccupazione, altro che indipendentismo. Schiavitù. Ah, certo. Questo preoccupa, però diciamo che effettivamente si crea delle condizioni tali per cui la corda è molto tesa. Parlo non tanto della corda nei confronti della popolazione, che purtroppo finché piuttosto i veneti more, ma ora lavora anche, voglio dire, si potesse slungare la giornata a 25 ore, lavoreria 25 ore. Ma a livello macro, a livello economico-finanziario, la corda è molto tesa e lo Stato italiano se ne dà oltre. Quindi nemmeno più col lavoro schiavistico dei veneti si mantiene questo giocato. Questo è il fatto. No? E adesso io cominciare ad andare a domandare i skate tedeschi olandesi, e questi che dice stato cosa, noi altri non siamo veneti. E allora tutti a odiare i tedeschi, gli olandesi, i cattivoni che non ne concede l'elemosina. Non è, Gianluca, è un problema che si somma a un altro, cioè
e col lavoro non riusciranno a sanare o comunque a tirare avanti, giusto, se non fino a un tot e dopo non si sa. Il problema è che nonostante tutto quello che ci hanno fatto in Veneto, la gente ha ancora delle proprietà qua. Non è che magari metteranno mano a quello. Beh, guarda, oggi, Il rischio c'è. prima pagina del Sole 24 Ore, il grande... Forse anche solo la propria casa dove uno vive, non dico l'hotel o i campi. Allora, delle case, pensato che c'è poco resti sulle case, perché se ha fatto incetta delle proprietà immobiliari col discorso dei mutui ancora 2008-2013 e che ha visto che quando che i banche che in panza le case o anche lo Stato, dopo se ne fa poco, no? L'immobiliare italiano non ha tutto sto valore, però che c'è una grande invece fetta che non è solo immobiliare, che è mobiliare, che fa parte del patrimonio delle famiglie, delle imprese, che è molto elevata. E qui sì che interessa, perché oggi, che avevi visto, citavo prima, lo ripetemo, Messina, presidente dell'AD, scusami, l'amministratore delegato della Banca Intesa, che ha detto, guarda, 5 punti, primo, che facciamo comprare i titoli ai risparmiatori, alle famiglie, e che ha messo là una cifra tra i 150 e i 350 miliardi, 350 miliardi di titoli pubblici. È volontario questo? Dopo aspetta, mi finito qua. Dopo che ha detto, sappiamo tutte le aziende e riportiamo qua, quindi vuol dire che non, che neanche l'Unione Europea si basa sulla libertà di capitali, del movimento di capitali delle persone, le persone adesso col coronavirus i lega fermare. Ti sappi anche i capitali, ti fermi anche a quei, vuol dire, facciamo manco anche dell'Unione Europea perché già i due vantaggi che avevamo. E l'altra, la terza roba, ha detto i TFR, i TFR delle aziende investimo in titoli pubblici, in altri 150-200 miliardi di euro. Li rubano per... Dopo che ha detto, fermo un piano verde, Green Deal, altri 100-150 miliardi, qui non si capisce cosa vuol dire, saranno fiati tangenti da Stato. E dopo, il quinto punto, se le grandi opere pubbliche, 200 miliardi, quindi Mose vari, pedemontane, noi altri ne conosciamo. E un'altra soppa, quindi qui a cosa sia? Sia caramei politici. No? Allora, io gli dice, il gadito, sto qua, guarda, che parlava veramente da amministratore delegato all'Italia, no? De Banca Intesa, che ha detto, è facile, che sappiamo a sti pori cristi, che io obblighiamo a comprare titoli pubblici, cioè il debito non femo più noi altri, se lo fai diretto, tanto dopo non dobbiamo più in drio, che mettiamo anche il TFR, perché pazienza è il patrimonio, anche il TFR, quindi sappiamo in parte aziende, in parte lavoratori che buttiamo una bella carità di titoli pubblici anche là, e dopo femo a caramei politici ti facciamo un fiade appalto, un fiade robe, così te ciapito tangenti. Sì, tutto. A posto, è risolto. Vedi adesso chi tacca a toccare gli skate, se qualcuno ti capisce che c'è il caso di muoversi e di fare qualcosa. I veneti. Sì, bisogna proprio chi... Ma qua il problema è che se ciclicamente ogni 3-4 giorni abbiamo fuori un grosso pezzo, io osservo. Prima si partì Salvini, che l'ho detto, ormai lo dice sempre, Salvini ha cominciato a dire, e non stiamo dimenticando, Salvini è il partito più grosso, che è insomma a livello del consenso, che ha detto, mi non voglio skate l'elemosina dall'Europa, no, mi voglio skate degli italiani. E dice, ma come skate allora l'ho detto, dopo che si è detto, no, mi intendevo dire, no, l'ho detto benissimo. Dopo si è venuto fuori a Bazzoli, il presidente emerito della Banca Intesa, dopo l'amministratore delegato della Banca Intesa e dopo il politico tal d'Italia. Ogni 3 giorni viene fuori dicendo questa storia. Guarda chi li fa? Li fa i titoli pubblici e una quota minimo sindacale che ne piazza 300 miliardi. Ma sai cosa che è 300 miliardi di euro? Cioè, fai finanziarie da 20 miliardi, casca un governo. Fa 300 miliardi di euro, ma il minimo, perché un po' Messina se da oltre, si arriva a dipingere qualcosa tra i 500 e i 1000 miliardi e il trilione di euro. Roba, finanziare con i soldi nostri, ve ne rendevo conto? Fa un fallimento tecnico di tutte le banche, fai un buy-in e ciao. No, ma allora semplicemente i ciapa ne dà carta strace se tieni skate. Non capito. Il motivo è facile e io rifà un conto facile che le famiglie da circa 4.400-4.300 miliardi
attività di patrimonio fondamentalmente, cava gonfiare case che appunto, ripeto, non gli interessa perché ogni volta portarsi dentro case che non riesce a vendere, che crea solo che problemi, voli skate, e che resterà e ora gli dice, guarda, mi te ne asso metà, do terzi, mettene un terzo da quello che te ha. Il suo obiettivo è rubarne un terzo del patrimonio mobiliare dei skate che le famiglie ha. Non so se vi rende conto, è un piano criminale, ma ormai siccome lo ripete, e non l'ultimo dei scalzacani, ma gli uomini più potenti dell'apparato, lo farà. E lo farà in modo anche che, siccome stiamo celebrando il 25 aprile, che è anche la Liberazione, che sia molto simile all'oro della patria dei 70 anni, 80 anni fa. È sempre lo stesso meccanismo, è sempre quello meccanismo. Scusami, ma adesso per te e fedi e vere alla patria perché dovevamo fondare l'oro per fare altro debito. Lo farà. E anche il dramma è che tanta gente lo farà, tirerà fuori skate. Cioè non serve che ovviamente ne obbligherà a farlo, perché dire se non te lo paghi dopo ti aumento le tasse, non ti davo la sanità, non te cavo l'assicurazione sanitaria, perché adesso è bello il servizio sanitario nazionale, ma ti dice se te vuoi il servizio sanitario nazionale ti da comprare titoli pubblici. Gli farà una formula del paghi 3 volte. Questo è un ricatto, però. Non possiamo accettare un ricatto di questo genere. Allora, perché io dico in questi termini appare come un ricatto, ma la voce di questi signori sarà suadente, sarà, come dire, improntata alla solidarietà, improntata alla crisi, improntata al ce la faremo, improntata ai tricolori dai balconi, improntata al tutti dobbiamo stare uniti. Cioè, e ora con tutte queste belle parole, quei rose, quei tappeti rossi, semplicemente questi signori farà quello che ha fatto fino ad oggi, ma lo farà in modo molto più importante. Gli entra in casa nostra, in ciapa a pae gambe, in svoda, in tira su tutti i skate che avevamo dai scarsee e va fuori. E mi dice, guarda, me ne basta un terzo. Sì, Gianluca, ma allora rifacendomi a quello che ha detto prima uno che è collegato, che adesso non mi ricordo chi era. Se non mi sbaglio, in Argentina hanno un tesserino in cui segnano se tu hai fatto i vaccini, non mi ricordo cosa, un po' di cose che lo Stato obbliga ogni cittadino a fare. Se non lo fa, non ha accesso alla sanità pubblica, non può trovare un lavoro, non può avere il passaporto, tutte queste cose qua. Per cui non è solo se tu non paghi, c'è anche se tu non fai quello che noi diciamo, perché per esempio la storia dei vaccini ormai è questione di mesi, giusto? Ma sì, ma perché come sappiamo bene che se la carota, e mi avevo parlato della carota, dopo che c'è il bastone. Sì, però lì non è la carota, lì ci sono tanti bastoni. Lo so, però no, tanti bastoni, però in realtà sono bastoni. Qualche bastone in ciapa, lo colora di arancione, gli mette qualche foglietto e dice guarda questa sia carota. Sì, perché insomma il vaccino, mi informa bene su cosa che bisogna il vaccino. È veramente preoccupante. Comunque Gianluca, se la gente non impara a farsi i propri interessi, sì. Cioè da quando che ne veniamo mai fuori. Bravo, assolutamente. Cui a morale solo che questa, se l'interesse proprio è di difendere la squadra calcistica, perché ormai i partiti politici italiani, le squadre calcistiche, ma il mio è più bello, ma aspetta che te ha segnato te, no, ma ti ha fatto questo, ragazzi. Quando ne veniamo fuori, per cui cioè, è veramente autorizzati a cavare anche in Mudande, ma perché i veneti lo permette. Per cui adesso se benissimo protestare, se benissimo dire ma questo non va, quest'altro non va, che altro ancora non va, ma se alla fine della fiera non riusciamo a farsi i nostri interessi, cioè portare avanti a causa indipendentista, qua non solo viene tolto Mudande, viene tolto anche i fiori. Sì, sì. Perché dopo, come in Cina, sì, sì. Come in Cina. D'altronde, se è il discorso, cioè, ti ho detto prima la D de Banca Intesa, 500 miliardi di euro, ormai non sa neanche più cosa chi dice. Perché cioè, secondo me non sa cosa chi dice, perché gioca chi che la butta piata. Vedo Felice che si scollega. Ciao Felice, è stato un piacere, alla prossima.
Ciao, alla prossima. Ciao, Grazie. ciao. Ciao. Ciao San Marco. Scusa Rossano, vai. Sì, ti dico, è veramente gioco a chi che la butta più alta. Cioè, qua parliamo di fase 2, parliamo di rivergere i negozi, parliamo di rivergere i bar. Ragazzi, mettete in testa, e parlo per interesse, se non versiamo in scuole, non andiamo da nessuna parte perché mi prima o dopo dovranno pure a lavorare. E i fioi, dove iasso? Perché sotto i 14 anni, se abbandono del minore, vi lo posso stare di casa, ragazzi. Ecco, chi iasso con la babysitter. E ora noi porto dei nonni perché ho paura di contagiarli. Tolgo su una babysitter che magari non so se sia maiata o meno. Dai, follia. Lui sa veramente cosa chi fa. Però che avevamo un esercito di persone, casa, pagate. A stipendio pieno, stipendio pieno. Assolutamente sì. Allora, ragazzi, qua avevo sentito la catastrofe che sta navigando in Italia, però siccome che tutte le pandemie, tutte le grandi carestie hanno avuto un passato, speriamo, anzi io sono fiducioso che terminerà anche questa situazione. Quindi è probabile, lo spererei anche, che fra una ventina di giorni si riprende a lavorare e pian pianino si può recuperare una buona parte di quello che si è perso. Deve essere così, non può andare diversamente. Che poi la parte politica ci sta sulle palle, purtroppo quella ce la dobbiamo tenere. Quello dipenderà da noi. Questa è la mia conclusione di questa interessantissimo incontro. Grazie Fabio. No, ma tutti Franco. Scusate, posso? Patrizia, posso parlare? Io temo, Franco, che questa sia stata un po' una prove tecniche, no? Hanno visto che con questa scusa riescono a fare quello che vogliono. Ci hanno già detto che più avanti arriverà qualcosa di simile, ancora dobbiamo stare pronti, perché secondo me hanno capito che questa è l'onda da cavalcare se vogliono arrivare dove vogliono arrivare. Io mi chiedevo se c'è la possibilità magari di iniziare ad informarci anche a livello legislativo come ci si può muovere, in modo tale da fare un po' gruppo e poi magari anche pubblicizzando così, se fossimo anche in tanti, imprenditori, partite IVA, insegnanti, genitori, eccetera, eccetera, riuscire a fare un muro, praticamente tirare su un muro con le leggi, perché ci sono, ok? E riuscire a tutelarsi ancora prima che questi rimettano in piedi sto teatrino, perché veramente ce l'hanno già detto, ripartiranno. Beh, sì, diciamo, l'unico muro che c'è da tirare su, ahimè, è proprio, se vogliamo, è il muro con il sistema istituzionale italiano, cioè è l'indipendenza. Quindi sicuramente credo che quella sia l'unica cosa su cui noi possiamo puntare per poter riprenderci in mano il nostro destino. Non è che si può fare da un giorno all'altro, però intanto con bisogna organizzarsi, bisogna informare, bisogna condividere, a livello legislativo coinvolgere un team di avvocati del nostro gruppo, indipendentisti, agguerriti, motivati, supportati da noi, per poter cominciare a dire no, adesso avete esagerato, d'ora in poi basta, piedi in testa. Ma allora ci sono, magari non è che siano proprio indipendentisti, ma comunque sono motivati, sono comunque hanno come si dice, condividono la preoccupazione perché vengono calpestate le libertà fondamentali. Ci sono persone che stanno muovendo e stanno, insomma, sono attive e si stanno muovendo. Però è chiaro che quando tu affronti quello che è un regime politico mediatico, non puoi pensare che basti il progetto di legge, l'interrogazione parlamentare, per quanto è importante, per fermare un avversario che usa altre leve. Quello che devi fare è di agire, di pensare più in grande. Cioè noi non possiamo commettere l'errore
che è stato commesso nei decenni scorsi, quando come Veneti abbiamo delegato quelli che erano i nostri interessi. Noi ci siamo già come Veneti ci siamo già alzati in piedi diverse volte nel recente passato, no? Solo che abbiamo delegato dei gruppi che poi sono andati a svendere la nostra fiducia, i nostri voti sugli scranni romani per potere, soldi, prebende, tangenti e tutto quello che sappiamo. Questo gruppo, come Veneti, sappiamo bene che si chiama. Il partito sappiamo chi è. Non lo voglio neanche nominare perché non voglio fargli pubblicità e purtroppo ha anche abusato della nostra bandiera che oggi festeggiamo, del nostro San Marco che oggi festeggiamo. Ma sappiamo bene chi è, non possiamo dimenticarci di chi ci ha messo in questa condizione e non possiamo più oggi dare fiducia in bianco a qualcuno che tra l'altro oggi si prende i meriti dimenticandosi che se il Veneto ha saputo affrontare questa situazione è perché aveva degli specialisti all'Università di Padova, aveva Crisanti che si è alzato in piedi e che inizialmente anzi avevano cercato di, come dire, di dissuaderlo dal portare avanti il suo piano. Non stiamo a dimenticarci che il direttore generale della sanità del Veneto aveva mandato una circolare a Crisanti dicendogli e al gruppo di studio dell'Università di Padova che non si dovevano fare i tamponi a tutta la popolazione, agli asintomatici. È solo perché questa roba è finita sui social e la gente ha cominciato a ribellarsi che allora anche, come dire, probabilmente lì, esercitando un po' di saggezza, la Regione Veneto ha fatto retromarcia. E da allora però si è presa solo i meriti. Attenzione, che noi non dimentichiamo e soprattutto non dimentichiamo che tu, che guidi la Regione Veneto, fai parte di quel partito che ci ha svenduti, che ci ha ridotti a questo livello che è praticamente di schiavitù. Intanto saluto Daniela che ci saluta. Ciao Daniela. E adesso, dal futuro, da adesso in poi, noi quello che dobbiamo organizzarci a fare è creare l'alternativa a questo soggetto che è il principale nemico di noi veneti e che è quello che ci ha impedito finora di poter esercitare la forza che il consenso che avevamo saputo costruire intorno a questo ideale poteva farci ottenere. Noi non abbiamo ottenuto nulla perché, nonostante il fatto che ci siamo riuniti in grande massa, in grande numero a supportare questo simbolo, chi portava questo simbolo ci ha traditi. Non possiamo dimenticarcelo. Quindi oggi quello che dobbiamo fare come veneti è scolpircelo nella memoria questa cosa e dimenticarci ed essere ben consapevoli del fatto che se i giornali, anche in Veneto, che fanno parte comunque del regime mediatico italiano, dimostrano un personaggio politico e ve lo portano in prima pagina continuamente dappertutto come fosse il nuovo messia, sappiate che lo fanno per fottervi, per fregarci. Chiaro? Dobbiamo ricordarci, dobbiamo farlo, perché purtroppo anch'io appoggio il governatore del Veneto per alcune scelte che ha fatto e dico che tu ha disobbedito in certe situazioni a Roma, o meglio, ha saputo obbedire a Crisanti e al team di tecnici che si era imposto contro la volontà della regione stessa. Anch'io lo dico, però anche so che politicamente lui porta acqua al mulino della Lega che come slogan ha prima gli italiani, signori. Cioè, ricordiamocelo, non stiamo a dimenticarselo. Speriamo di riuscirci però a creare l'alternativa. Se ci riusciamo e noi ne siamo consapevoli. Se noi ne siamo consapevoli di queste cose, ci riusciamo, non ne ferma nessuno, non ne ha mai fermato nessuno di noi altri bene. Sì, però lo dobbiamo fare. In fretta. Ma sono quasi 10 anni che io seguo per l'indipendenza del Veneto. Però mi pare che dopo 10 anni non è che siamo in tanti, siamo ancora un numero purtroppo limitato, quindi non so quali speranze possiamo avere per il futuro. Io le ho sempre, però... Ma in realtà allora, le cose oggi non avvengono perché Tittega ha gli eserciti di popolo che ottiene i cambiamenti. Basta gruppi organizzati e preparati, anche piccoli, per ottenere cambiamenti che prima già era impensabili, perché
il progresso economico e tecnologico che c'è sta ne dà degli strumenti che ne permette di agire e di incidere in modo incredibile nella società. Quindi quello che, e in più non stiamo a dimenticarci che quello che conta è che dopo non è tanto la gente che vediamo qua attiva, ma è la gente che sta a casa e che alla fine deciderà. Cioè, questo è il vero esercito silenzioso, che non te lo vedrà mai, se non l'ultimo giorno con bandiera in mano per festeggiare, quando che sarà tutto vinto, quando che sarà già vinto. Come sarà la liberazione nostra, allora questi sarà in piazza, ma non era fatto niente a parte esprimere il consenso, non era fatto nulla. Quindi quello che dobbiamo fare è invece creare anche poche persone, però che sia soprattutto conserve e che gappia questa consapevolezza. Allora sì, le cose avverrà. E non sono d'accordo che in 10 anni non si ottenuto niente, perché mi ricordo 6 anni fa a Game of Portale, la questione veneta per la prima volta all'attenzione del mondo, il mondo ha risposto. Quello che non esisteva 6 anni fa sono state 2 cose. Uno, la classe politica veneta, su cui purtroppo non avevamo nessun rappresentante, che nega 3D in blocco. In blocco. Tant'è vero che dopo per rispondere a noi altri, ha prontato referendum per l'autonomia. e invece di continuare sulla strada e rafforzare quello che già era stato fatto dalla popolazione. E l'altro che appunto non esista un modo di far sì che questa massa di popolo fosse visibile, perché ha espresso il suo favore, però dopo nessuno si è venuto in piazza, cioè in pochi siamo andati in piazza, quindi non si riuscì a creare un movimento abbastanza forte e continuativo nel tempo, tale da si è creato un certo movimento, ma non è stato sufficiente. Però sta sicuramente un passaggio fondamentale, perché da allora è chiaro a tutti, mentre prima già era in dubbio, si parlava che gli indipendentisti fossero una minoranza, da allora è chiaro a tutti che se ti metti una scheda sull'urna ai veneti, se si vuole indipendenza o no, questi votano al 90% sì. Dobbiamo dimostrare noi altri. E questo c'è stato un grande cambiamento, perché adesso nel mondo si sa che se c'è un popolo dove la volontà di indipendenza senza Stato, dove la volontà di indipendenza è la più alta percentualmente, questo è il popolo veneto. Lo sa tutti. Vuol più l'indipendenza i veneti che i catalani, vuol più l'indipendenza i veneti che i scozzesi. Questo lo sa tutti. L'unica roba che manca è il soggetto politico che porta avanti queste istanze. Noi altri stiamo cercando di costruirlo, ma ne serve l'aiuto di tutti. Dovremmo fare rete insieme. Gianluca, allora, nell'ipotesi che possiamo in un futuro anche prossimo ottenere non l'indipendenza ma l'autonomia, potrebbe considerarsi un passo avanti l'autonomia per raggiungere il nostro fine? Allora, sicuramente la risposta è sì. Piccolo particolare, l'Italia non ti darà mai l'autonomia. E anche qua, ma proviamo a ragionare dal punto di vista degli autonomisti, dovrebbe convincersi comunque che quelli che ottiene più sul fronte autonomistico a livello mondiale sono indipendentisti, per cui gli farebbe bene a ritirarsi, a stare indipendentisti, che dopo noi altri si arrangiamo a negoziare con lo Stato italiano e sappiamo benissimo come portare avanti il risultato. E a quel punto anche sicuramente, se da qua all'indipendenza servirà dare il consenso a dei vantaggi immediati del tipo concreto, ovviamente lo si farà. Però l'altro aspetto fondamentale è sempre nostro. Non possiamo più confondere gli autonomisti con gli indipendentisti. Gli autonomisti sono dei leghisti voria ma non posso, cioè nel senso, come è fatto a pensare, anche se tutto il Veneto vota a favore degli autonomisti, tutto, il 100%, no? Sì. E dopo però questi autonomisti dicono aspetta che va a Roma a trattare, dove che il Veneto conta al massimo l'8%. Per cui abbiamo... Secondo te i campani, i calabresi, i deputati, i parlamentari campani, i parlamentari calabresi, te voterai mai una legge in cui Ori rinuncia a soffitta dei soldi di Veneti? Cioè, insomma, che vuole il buon senso per capirlo che è una strada impossibile. Quindi, però, dobbiamo capirlo noi altri cittadini. E quindi dobbiamo capire che l'unica alternativa è l'indipendentismo. Dopodiché, da qua all'indipendenza piena, magari potrà essere che anche sappiamo anche la battaglia, come dire,
per strada da un'autonomia su una certa competenza, perché in quel momento lo Stato cerca di resistere e quindi il MOE a qualcosa. Ovviamente ci apparemo come che il cancer toglie il tocco dei bracci se vive, e bronze, e se a gente che parla di queste robe che si illumina il cuore, al massimo ti dice magari, no? Dice, magari fosse possibile, però non ti trovi nessuno che ti dice no, non voglio l'indipendenza, cioè, ma scherzi tu, teniamo tutte le nostre risorse qua, no, non voglio dargli idea, cioè questo è il Veneto del buon senso che ti dice una roba, cioè, non esiste, insomma, a meno che non sia un esponente dei burocrati di cui si parlava prima. Ma che ne sei tanti? Sì, che ne sei tanti, ma però ancora esiste una forte minoranza di semitari. Sì, però è qui che c'è il potere, purtroppo, bisogna iniziare a sostituirlo. Altro piccolo dettaglio, questi burocrati qui che conta di più, non ne è neanche uno veneto. Sì, beh, lo sapevo. Sì. Questo è proprio una forma di colonialismo classica. Esatto. Forse dell'ordine uguale. Se acqua, no, graspa. Neanche in bianco. Io sentivo che con quel generale di carabinieri in pensione a provare a stare a Mattarella. Racconta. Papalardo, sì. Là mi pare un po' teatrino, però sì. Racconta. Conta se ti sa qualcosa. No, beh, più altro il video che ho visto e basta, non ho visto molto altro di più. Però adesso è un personaggio anche qui lì. Sì, Tanto per capire l'affidabilità di questi personaggi che abbiamo che mi comanda. Assolutamente. Quindi ragazzi, tornando... anche perché il sistema elettorale che abbiamo non è effettivamente democratico. Perché siamo in partitocrazia, non siamo in democrazia. Perché sei il partito. Quindi se noi altri dobbiamo fare il nostro partito, potremo farlo e dobbiamo trovare persone che mi dà supporto. Questa sarà la fatica e soprattutto per farsi un partito nostro. La roba importante è che fosse un partito a livello europeo che condivide i nostri ideali. Beh, là si potrà assolutamente trovare delle alleanze. Perché sarebbe qualcosa di interessante così. Se fosse da una parte il partito politico, visto che siamo in partitocrazia e non in democrazia, dobbiamo farsi il partito nostro, magari con l'appoggio europeo sarebbe ancora il plus ultra, e potremo andare avanti. Sicuramente se sappiamo costruire un qualcosa e creare questa alternativa a livello europeo, è solo che braccia aperte, aspettare che sia un soggetto politico veneto serio. Non stiamo a dismentegarsi che tutti i grandi partiti indipendentisti per anni che sempre avuto il problema di raffrontarsi alla Lega, no? E siccome la Lega, tra altre robe, che aveva degli slogan che già chiaramente insostenibili da parte di altri indipendentisti, slogan xenofobi, slogan di carattere di intolleranza e quant'altro, tutti i partiti indipendentisti europei nel tempo che ha fatto a cortina di ferro intorno alla Lega e purtroppo anche intorno alla questione dell'indipendentismo. Solo in anni recenti, grazie al lavoro che è stato fatto da noi altri, da tanti appunto dal basso, se si riuscì a ricostruire delle relazioni. Stai sicuri che nel momento in cui appare un soggetto importante, i legami a livello europeo si costruisce in 448 senza problemi. E non solo con gli indipendentisti, ma anche con altri, perché appunto al Veneto comunque l'Europa guarda, perché ripeto, c'è uno dei motori produttivi dell'Europa e quindi sicuramente che se le braccia aperte. Vai Rossano. No, sono costretto a salutarvi molto semplicemente due robe. Numero 1, l'unica cura per il tumore è l'indipendenza. Metterio in testa. Numero 2, l'unica cura per i vostri interessi veneti è l'indipendenza. Non che sia altro. Ok? Ci vedremo martedì. Buon San Marco, Rossano. Buon San Marco. Martedì prossimo. Saluto anch'io. Ciao a tutti, viva San Marco. Allora, visto che un po' stiamo cosando, se andiamo un po' verso la conclusione. Sì, il prossimo incontro martedì prossimo? Dunque, fatemi guardare, direi che possiamo farlo senz'altro martedì prossimo, che sarebbe... Non lo so, chiedo. Sì, 28 aprile alle 18:30,
Ci mandate la il link e mandiamo la notizia anche via. Va bene. Tanto ragazzi, grazie di tutto. Un buon San Marco a tutti. Ciao. Buon San Marco a tutti. Partera, Parmar, San Marco. Partera, Parmar, San Marco. Partera, Parmar, San Marco. Partera, Parmar, San Marco. Va bene. Sì, ragazzi. Okay. Va bene, saluti, è stato un piacere. È stato un piacere. Ciao, buon San Marco. Ciao.